Ognuno di noi nasce con un destino. La cattiva sorte a volte va e poi torna. Qualcuno nasce con la gobba sulle spalle, qualcuno col destino di portare le corna. Io, ad esempio, non ho vergogna. Cosa posso farci se l'ho scoperto tardi? Pensavo, sì, avrò ricevuto qualche corno, ma non al punto tale da offendermi. È stato ieri pomeriggio. La cartomante, leggendomi la mano con la lente, mi ha detto: «Siete stato un amante sfortunato. La vedete questa strana linea? Questa si chiama linea del cuore. Arriva al centro del palmo e torna indietro». Che vi posso dire, carissimo signore? Avendo questa linea, voi avete le corna. Osservate questo altro segno a forma di uncino. Questo è un segno che, come tutti sanno, ce l'ha in mezzo alla mano San Martino, che è il santo protettore dei cornuti. Ascoltando queste parole, in mente iniziarono a venirmi 1000 pensieri. Ora vado a casa e faccio un macello, per Dio. Devo far correre i pompieri. Ma no, chi te lo fa fare? Una voce interna mi suggerì: evita, le corna oramai sono una cosa eterna. Non c'è rimedio. È la solita canzone. Perfino Adamo era in paradiso eppure Eva lo tradì. Su queste corna fate un sorriso perché anche Napoleone era cornuto.